Lecture per il venerdì santo. Dai quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, a cura del Circolo Filologico Milanese 1995. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, il capitolo 27, dal versetto 45 al versetto 61. Dal Vangelo di San Matteo. Da mesdì fino ai 3 della basura se fa scur su tutta la terra. Versi 3 ore Gesù l'ha creato tutta us, Eli, lema sabachthani, che vuol dire, o Dio, il mio Dio, perché te mi abbandona? A sentì questo, un quaidun de quei che era lì diceva, quest chi è il chiama l'Elia? E subito vun de loro, le cursa te una spunga, la impregnata di asè, la francata su una pertega, e in sci e gli dava de bef. Gli altri dicevano, lascia sta, vedem se viene Elia a salval. Gesù la dà un sgar più se fort e le volta via. E ecco che il vel del tempio si sferla in due de scima font. La terra la gavu una scossa, i rocci si increpà, i sepulcri si indervì e tanti corpi de sant che erano morti in resuscità. Venu fera di sepulcri, dopo essere resuscità, in andà dentro in la città santa e in comparsa tanti. E il centurion e quei che con lui facevano la guardia a Gesù sentì il terremoto e vis quel che era drea succede si instremì e andit l'era de bun e il figlio di Dio. Era là anche tanti don che guardavano de lontan. Era venuto a drea Gesù della Galilea per servir. Tra de loro era Maria de Magdala, Maria madre de Giacomo e de Giuseppe e la madre di figlio del Zebedeo. Quando venu sera, arrivò un sciur di Arimatea che si chiamava Giuseppe, che l'era diventa anche lui discepolo di Gesù. Le andai del Pilat e gli domandai il corpo di Gesù. Ora Pilate la ordinà che gli fu consegnato. Giuseppe la tolgiò il corpo di Gesù, la invultia in un lençol bianco melanef e la deposta in la sua tomba nuova, che si era fa scavare della roccia. Poi la fa burlunare una preia bella grossa sulla porta del sepulcro e le andò via. Erano lì, denas del sepulcro, Maria de Magdala e l'altra Maria.